Oggi è un momento importante per il liceo Politi, primo perché si ritorna insomma di presenza e poi perché c'è la cerimonia delle eccellenze che vengono date a quei ragazzi meritevoli che hanno preso un buon voto per il loro impegno scolastico, sia diciamo, per l'anno che non si è potuto fare per via del Covid che per l'anno prossimo. Ecco, quanto sono importanti manifestazioni come queste? In questa cornice natalizia oggi l'Aula Magna, che anche è rinnovata nel suo look, accoglie gli studenti meritevoli che si sono distinti per tutto il loro curriculum scolastico nei 5 anni e quindi poi hanno conseguito la votazione massima del 100 e del 100 con la lode. Abbiamo invitato dalle 9 alle 10 gli allievi che hanno superato l'esame di Stato nell'anno scolastico 19-20 e che a causa della pandemia non abbiamo potuto celebrarli, ecco, così come facciamo solitamente ogni anno. E poi dalle 10 alle 11 avremo un momento di riflessione sul senso e sul valore del Natale che sarà curato a distanza dal Don Baldo Reina. E in attesa l'Aula Magna verrà sanificata nel rispetto delle contingenze sanitarie e a seguire dalle 11 alle 12 abbiamo invitato gli alunni invece che hanno conseguito la loro maturità nell'anno scolastico 2021. Ecco, questo è un momento anche per guardare al futuro, no? Certo, e ovviamente noi oggi celebriamo il merito di questi studenti che si sono distinti nel loro percorso scolastico nel liceo, ma assieme a questo noi auguriamo loro di poter continuare con lo stesso successo nel loro proseguo universitario. In questo senso vi state preparando anche per il nuovo anno, tra qualche giorno partiranno le iscrizioni, per cui sarà un motivo in più perché venire al Politi. Sì, siamo diciamo già nel clima ormai dell'orientamento anche delle iscrizioni e quindi colgo anzi l'occasione per anticipare quelli che saranno i nostri appuntamenti. Avremo la possibilità quest'anno di creare dei momenti finalmente in presenza di nuovo, che ovviamente saranno organizzati in modo tale che ci sia sempre il rispetto del distanziamento sociale e in particolare a gennaio noi faremo una settimana al ritorno delle vacanze in cui ragazzi delle scuole medie, previ appuntamento, saranno ospitati in numero limitato all'interno delle nostre classi prime per vivere una giornata di scuola. E invece nelle ore pomeridiane faremo dei meeting days, dei momenti in cui incontreremo all'interno del nostro edificio e dei nostri laboratori, incontreremo le famiglie per parlare con loro e quindi un po' presentare la nostra offerta formativa. Sono venuto qui a ritirare la targa della maturità per gli studenti meritevoli. Diciamo che è un po' come ritornare a casa dopo tanto tempo e credo che sia effettivamente una sorta di cerchio che si chiuda, perché è giusto anche dopo 2 anni difficili come questi andare a premiare gli studenti che comunque nonostante il Covid, nonostante le difficoltà sono riusciti a raggiungere dei buoni risultati ed è bello ritornare a casa, stare in famiglia e condividere con gente importante, gente speciale questo bel momento in un'atmosfera che è tutta natalizia. La tua scelta futura qual è stata? Ho deciso di iscrivermi all'ingegneria elettrica per la e-mobility, che schiaccia un occhio al futuro, al mondo della mobilità elettrica, al mondo della sostenibilità. Quindi consiglia di venire al Politi? Sicuramente consiglio di venire al Politi perché è una scuola che ti forma a 360 gradi e ti apre la mente a nuovi orizzonti, a non porti limiti, perché spesso i limiti ce li poniamo noi ed è una cosa che va battuta e va superata.